Comunale di San Gregorio, 13° turno del campionato di promozione per il girone C. La capolista ACI Sant'Antonio rendeva visita al progetto Città di Mister Bianca. È stata l'ennesima netta affermazione, 18° risultato utile consecutivo per i ragazzi di Mister Alpio Torrisi, che nell'ultima sfida avevano la meglio al Comunale di via Don Luigi Sturzo per 3-0 del Palagonia. Sconfitta pesante invece sul campo del Villaggio Sant'Agata per 2-1 per il Città di Mister Bianco, 4-3-3. Questo l'11 scelto da Mister Alpio Torrisi, con Gulisano a difesa dei pali in linea difensiva composta da Cannella, Sardo, Laudani e De Carlo in mediana, spazio a Orofino, Sant'Angelo e Porto, tridente offensivo con Borzi e Gulisano assistiti dall'ultimo arrivato Sinatra. Passiamo dunque a raccontarvi del film di questa sfida grazie alle immagini a cura di Enzo Fallica. Completo biancazzurro per l'ACI Sant'Antonio, che attaccherà da destra verso sinistra i vostri videoschermi in questo primo tempo. All'8° di gioco subito un'ottima trama offensiva, infatti fitta rete di passaggi per l'ACI Sant'Antonio, che riesce a liberare Borzi sul versante mancino. Il capocannoniere biancazzurro prova a rientrare sul destro, viene però contrato in corner il suo tentativo. Al 10° lancio parabolico da parte di Orofino, che innesca Sinatra in profondità. Ravasco costretto a uscire dalla propria area di competenza. Lo stesso Sinatra raccoglie allora il pallone, crossa dall'altro lato dove si sta inserendo Orazio Borzi, va alto col piedone Borzi, e trova però la pronta risposta da parte di Ravasco. Ripetuti attacchi all'ACI Sant'Antonio con Sinatra, che è già il faro offensivo della compagine. L'ACI Sant'Antonio qui impegna Ravasco con questo mancino a giro. Reazione del Città di Mister Bianco al 12° con questo tentativo in volée di Catania, che esalta i riflessi del numero 1 biancazzurro Gulisano. Al 24° locali pericolosi al giro di boa della prima frazione di gioco, con il tentativo largo però di Tosto, che si spegne sull'esterno della rete. Alla mezz'ora Sinatra ancora una volta ispira, questa volta dal binario destro, palla messa dentro. Lo stesso Sinatra raccoglie il fendente, lambisce il palo alla destra di Ravasco. 2 minuti più tardi il cross dalla destra, ennesimo corner, svetta Laudani e porta in vantaggio l'ACI Sant'Antonio. Si sblocca il parziale del Comunale di San Gregorio. L'ACI Sant'Antonio è passato in vantaggio grazie alla firma di Laudani. Prima frazione di gioco che si spegne con l'ultimo tentativo di Rasà, che da distanza siderale impensierisce Gulisano, costretto a smanacciare il pallone in corner. Duplice fischio del direttore di gara e squadre che guadagnano gli spogliatoi sul parziale di 0-1. Decide sin qui la rete al 32° di Laudani. Passiamo allora con le nostre immagini al film della ripresa. Non cambia lo spartito del match, infatti continua a offendere l'ACI Sant'Antonio. Qui Sinatra tu per tu con Ravasco, lo fredda e raddoppia per l'ACI Sant'Antonio. Prima rete in biancazzurro alla prima uscita per il nuovo arrivato di Mister Alpio Torrisi. Entra perfettamente negli schemi dei biancazzurri, che continuano a offendere. Qui non è perfetto Ravasco, ma si rifà subito sul tentativo in volée da distanza ravvicinatissima da parte di Sinatra. Al 54° inizia la girandola di cambi per l'ACI Sant'Antonio. Porto infatti lascia spazio a Di Stefano. Poco dopo il bolide alla distanza di Orofino. Al 62° sorvola la trasversale. Al 63° arriva il momento anche di Daniel Manca, che va a rilevare Sinatra, autore del gol del 2-0. Minuto 68, fuori Gulisano, al suo posto Musumeci. Al 70° palla scodellata dentro da Rasà, contatto veniale di Manca che atterra un difensore avversario. Assegna la massima punizione il direttore di gara, si presenta sul punto di battuta allora Tosto a tu per tu con uno dei migliori portieri del girone, e lo conferma Gulisano col 3° rigore parato in campionato, che così regala il 6° clean sheet consecutivo all'ACI Sant'Antonio. E continua a offendere proprio dal rilancio di Gulisano la torre di Musumeci per Manca, fermato in posizione di offside. Da rivedere però dal nostro fermo immagine la posizione del numero 19 biancazzurro. Ci prova anche Borzi, il capocannoniere. Infatti il biancazzurro riesce a impensierire e come la porta di Ravasco. Termina la gara di Borzi poco dopo che lascia il campo in favore di Panassidi. Qui Musumeci illumina per Manca, riesce ad aggirare Ravasco. Manca deposita nella porta ormai sguarnita, ma viene assegnato un calcio di punizione per questo contatto tra Manca e Ravasco. Viene strozzata ancora una volta l'urlo in gola al numero 19 al minuto 83. Fuori anche Sant'Angelo, che cede la fascia di capitano a Sardo e lascia spazio a Marzà. Dominio assoluto dell'ACI Sant'Antonio, che viene confermato all'84° col tentativo direttamente di Piazzato, che chiama ancora una volta all'intervento Ravasco. Termina così al Comunale di San Gregorio triplice fischio. L'ACI Sant'Antonio si impone sul Città di Mister Bianco per 2-0 grazie alle marcature di Laudani e Sinatra, e mantiene il distacco di 5 lunghezze dalla seconda piazza, occupata ora dal Milazzo. Un saluto allora amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima.